Ragazzi ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spetaccio Mercato napoletano. Come stato io? Spero tutto bene. Allora, prima di cominciare col video, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di lasciare un bel commento, in modo che i video incominciano a girare, in modo che l'algoritmo di YouTube lancia il mio video, i nostri video. Vabbè, allora, in questo video parleremo di una notizia di mercato uscita stamattina, che erano le 10, le 11, ma ricordo. In pratica, l'agente di Dani Ceballos, scusate, ehm, sarà in queste ore, dopo verso le 4 e mezza, 4 e mezza, 5, sarà a Parma per parlare con intermediari del Parma per superare il Napoli, diciamo, e per comprare ehm, dal club di appartenenza di Ceballos, non mi ricordo quale, il giocatore. Cosa vuol dire questo? Che il Napoli non vuole spendere 10 milioni di euro per un giocatore. Questa cosa mi dà fastidio, perché tu vai a spendere un sacco di soldi per altri giocatori che non ci valgono sinceramente quei soldi, o come per esempio Luca Lang, ma quando incontri un giocatore che eh, ti costa 10 milioni di euro, che potenzialmente ne può valere pure il doppio, ne può valere pure il triplo, quindi il club diceva lo sta trattando proprio, quindi è inutile che tu aspetti gennaio per prelevarlo a parametro zero, anche se sai che probabilmente ci saranno altre squadre sul giocatore ed è inutile, ok? Infatti l'ho sempre detto che questo calciomercato estivo del Napoli, questo calciomercato in generale, è una schifezza. Il Napoli non ha saputo gestire, ha messo il centenario prima della squadra, prima degli acquisti, prima dei trasferimenti, ha messo il marketing delle magliette prima dei trasferimenti, prima dei giocatori e tutto. Non ho, da quello che io ho mi ricordi, non conosco nessun, almeno da quello che io ricordi, mi sono un po' imbrogliato. Non ho mai visto nessuna squadra giocare, cioè fare un calciomercato così brutto, pensare al marketing rispetto alla squadra, ai trasferimenti, a come impostare la rosa per l'inizio del campionato. Mai visto una cosa del genere. Ricordo che manca sempre meno alla fine del calciomercato. Se non mi sbaglio finisce il 30 di agosto, data di Napoli-Como, che tra l'altro io andrò allo stadio a curva più inferiore, quindi per chi vuole farsi una foto, una chiacchiera, sono disponibile. E cioè, io sono sorpreso da quello che sta succedendo, perché tu te lo stai facendo scappare dalle mani. Un giocatore che può far benissimo, ti può esplodere, ti può far quel salto di qualità rispetto alle altre squadre. Ma ormai abbiamo capito che lo può fare De Laurentiis, e io sono sempre del parere che secondo me De Laurentiis si è fatto vecchio, si è fatto anziano, e ormai se ne deve solo andare, ci deve liberare e ci deve vendere a un'associazione, a delle persone che vogliono calciare i soldi, che hanno un progetto innovativo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti.